Allora, come stai? Sono Angelo da Trento. Io sto bene. Tu come stai? Stai bene o no? Quasi come te, dai, tu stai meglio di me perché tieni la galleria lì in casa. Ben. C'hai la bella esposizione. Ah. E le ruganette come stanno? Poi mi viene a pigliare adesso, no? Mi viene a pigliare. Basta, no? E quindi lo fai frituriare quelli abruzzesiedro. Questo sì, là. Ah, tu lo chiami, ma si chiamava abruzzesiedro una volta, no? La frutta dietro, ma io tengo tre. Lo saccio. E lo che fa freddo o fa caldo? Anno, come state? Bene, grazie, bene, spero anche di te così. Ecco, praticamente ti vengono a trovare gli amici o sei tu che devi andare da loro? No, mi viene a trovare. Dai, mi fa piacere, dai, quindi mo tra poco... Ho trovato la patente. Minorenne. E quindi devi essere trasportato. Ti volevo chiedere, la tarantella come va? No, vanno ancora buone le dita. Ah, vanno ancora buone le dita, dai. Comunque, un biccheruccio di vino te lo fai, penso, no? Sì. Ma lo quando stai tu alla Casa Longa ci stavano le cantiniere una volta, dicevano Santo Suesso a Giasullo, ma era vero o no? Ma non ho capito come hai detto. Dico lo che alla Casa Longa, no? Verso la Casa Longa. Non so, 60 anni fa dicevano che ci stava chi vendeva l'uino, che era Santo Suesso e poi pure Gesullo. Ma era vera la notizia? No, ma quelli suonavano pure Era pure suonando. Sì, ma come le cantiniere non ci stavano loro alla Casa Longa. No, niente? No, perché poi ci stava chi vendeva l'uino a mezzo Luciano era Mangiameo, poi ci stava verso lo Trappito, là all'Imbrievole, ci stava Alessandro Caccese, pure nato cantiniero. Ma La gente cosa che si era guadagnato? Io una sera si chiamava qua alla cantina. sì, è un imbriacato. Una imbriacata, dopo si cacciavano le difette fuori con la moglie. Sì, ma quindi poi portava una ulemo e si imbriacava. Si imbriacava, sì. Portava una ulemo, dico, no? Tuo marito diceva questa la moglie, sto buttanone. Addirittura. Diceva sto cornuto, non lo sai che avete fatto le corna pure a te. Diceva il marito e moglie. Ho capito. Ma come le trappite di Luglia, a Monte Carlo una volta ce ne stavano tante, no? Trappite di Luglia, dico. Ma Altier, la famiglia Altier, la Piazza del Carmine, teneva pure un trappito, o mi sbaglio? No, dico la famiglia Altiere, o maestro Altiere, tenevano lo trappito. Ma lo trappito che teneva lo maestro Altiere era lo stesso di Santo Suesso, là che stava da sotto? Era lo stesso, erano due trappite diverse? No, erano gente brave. Erano gente brava, ma facevano l'uoglio, ma ci stavano due trappite o uno là? Uno in via Roma e uno in piazza del Carmine, o mi sbaglio? Sì, ma uno c'è abbastanza un trappito. Sotto a Don Federico d'Adona, mi pare. Uno stava a via Roma. A via Roma che lo teneva Arminio Santo Suesso. Teneva pure per macinare l'olio. Quello era un frantoio, diciamo. Un frantoio, Ma lo teneva pure, era di Santo Suesso o di alla famiglia Altiere? No, non lo so, ma ora una società, che lo so. Forse erano insieme, no?
Non lo so. Ma poi ce ne stava pure uno in Corso Umberto, a una rua, prima dove stava lo negozio delle sorelle e signorine Scoppettone, era lo frantoio di Don Pietro Cristino. Quindi quando è più antica però. Era più antica, È più antica, poi per conoscere. Ho capito. Va bene, dai. Quando è che vai a suonare a Reggio Tratturo? Ti viene a pigliare? Quando mi viene a pigliare, vado subito e vado a fare divertimento. Ma le figliole viennero a ballare la tarantella, non ci viennero più? A ballo col paggiano, sì, quindi poi si riesce la paggiana. E vienono. E le Paolo, la Paola e paggiane. Beh, se no qualche cosa se l'hanno guadagnata, se no mica vanno a perdere tempo. Praticamente, se no praticamente, come dici, senza soldi non si canta festa. Poi allora io ti saluto. Io ti auguro buon pranzo, perché tra poco c'è il pranzo, no? Io ti dico, perché io ho avuto un dono da Dio, che quelli che me ne vengano a trovare, dopo quando se ne vanno, io gli dico, il Dio ti benedice. Bravo, dai, fai bene, perché è tutto bene per gli altri, così se ne vanno contenti. Dio ti benedice. Bene, liberatore, dai. Allora dai, poi Ti dico a te, pure a te, il Dio ti benedice a te e tutta la famiglia. grazie pure a te, grazie anche a te, vale anche per te. Va bene, va bene. Allora un forte abbraccio, saluti anche da mia moglie. Ciao. Ecco, buon appetito, buon pranzo, ciao liberatore, ciao. Grazie. Ciao. Trombettiere di cavalleria qua, qua. Siamo nella casa del liberatore, Qua. nel reparto museale che lui ha Trombettiere di fatto. cavalleria, questo qua. Ecco, qui liberatore è Trombettiere di fotografato come trombettiere di cavalleria e suonava per la truppa. Suonava a orecchio. A orecchio, tutto a orecchio, io la musica non la so. E queste sono le foto che lui espone nel suo museo personale di Montegalvo Irpino. E questa è la casa che lui si è arredato in paese, mentre fino a 2 o 3 anni fa La targa che mi dette Carlo Conte. Sì, questo è il trofeo che vinse alla corrida 2018. quindi nel 2018, la corrida diretta da Carlo Conte a Roma. A Roma, sì. Ecco. Perché io 5 corride ho vinte. Sono onorato anch'io di far parte di questo museo fotografico. Qui ci sono. Qui ci Piglia sono. la donna di riserva che ho. Questa è la ragazza che promuove Liberatore in giro per l'Irpinia e per l'Italia. Ecco, Liberatore mascherato con la ragazza. Qua sono io con Liberatore. Sono ancora io con Liberatore. Liberatore mi onora di far parte del suo museo personale. Tutte le pacchiane quando andiamo facendo per gli spettacoli, tutte le pacchiane. Queste sono le pacchiane montegalvesi che hanno ballato con Liberatore. Queste coppe, tutte per prima queste coppe. Con Liberatore che suonava l'organetto, lo Bruzzesiedro. Queste sono le coppe, quindi i trofei che lui ha vinto nelle varie gare ed eventi canori cui ha partecipato. Ecco, adesso noi andiamo a pranzo a Reggio Tratturo, questo è Liberatore, questa è mia moglie e questo sono io, Angelo Siciliano. Liberatore verrà con noi e con l'Ubruzzi Sieggio e suonerà la tarantella a Reggio Tratturo di Camporeale ad Ariano Irpino.